Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola splash live del vostro Maledetto Veneziana in cui chiaramente promuovo il libro di Hildegarda Magia Ragionica Introduzione, è un libretto di 89 pagine in cui anche il vostro Marietto ha collaborato con i circuiti, in quel periodo mi chiamavo Mousebit. Lo si trova nei più grandi bookstore online Macro Librassi, Giardino dei Libri, Feltrinelli, Mondadori, libreria universitaria e anche nelle librerie in cui vendono libri cartacei. È un bellissimo libretto in cui spiega le basi per iniziare ad avvicinarsi alla ragionica, alla radiestesia. Poi parliamo un po' del sito del capitano.alterista.org, i link sono sotto qui in descrizione, basta collegarsi, potete scaricare tranquillamente più di 20 ebook gratuiti con tante di spiegazioni sui circuiti radionici e quadranti radiostesici. Il Marietto ne ha già dati qualcosa come, cioè ne ha fatti scaricare qualcosa come 150.000, più o meno il Marietto veneziano ha donato un'unità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici targati Marietto veneziano. Vi ricordo anche che stiamo rilanciando il gruppo, il Legale Marietto Veneziano di radionica, radiestesia, terologia ed ermetismo, in cui siamo più o meno 1200 amicizie che ci seguono ogni giorno e in cui postiamo regolarmente, come anche nel gruppo di Paola Chiarilli e Laura Ciofini, dei piccoli input che possono aiutare le persone a avvicinarsi sia alla magia che alla simbologia ragionica e radiestesia. In più, nel sito capitano.arterista.org abbiamo anche una sezione a pagamento con delle, come si dice, offerte di servizi professionali tipo, e qui ne arriveremo, tipo indagini radiostesiche, radioniche e con le sibille. Vi ricordo che col numero qui sopra che vedete avrete la possibilità di contattare Marietto Veneziano per una consulenza di 20 euro 45 minuti pagabili solo tramite PayPal. Ricordo che con me funziona solo PayPal e Telegram. Il numero qui sopra potete contattare. Bene, iniziamo oggi questa piccola live per parlare delle energie che ci sono nelle case. Nelle case che se sono nuove bisogna solamente fare un'indagine radiostesica, radiostesica, scusate, per il sottosuolo e per l'ambiente, l'aria, no? Quando si acquista una casa, generalmente le persone che hanno queste conoscenze sanno che ci sono zone in cui, ad esempio, sono state fatte delle guerre, degli ospedali, oppure dei cimiteri, no? Soprattutto a me è capitato un caso 15 anni fa in cui praticamente era stato costruito una piccola zona residenziale in un posto dove il terreno costava pochissimo, perché gli anziani lì al massimo ci coltivavano qualcosa. E purtroppo la cosa è karmica, cioè queste persone hanno voluto fare l'affare, ma purtroppo ci sono ancora sotto delle falde acquifere. E quindi di conseguenza la casa era costata di meno, ma purtroppo poi in quelle famiglie che sono andate a abitare lì sono nati tantissimi disturbi. Di tanti tipi, tipo divorzio, lavoro che non andava bene, fratelli che uccidevano i nipoti, insomma, situazioni veramente pesanti. Tutti quelli avevano costruito anche dei supermercati di vicino, quindi tutti quelli che andavano a lavorare lì avevano un karma piuttosto pesante. Quindi chissà, queste cose generalmente ci sta lontano. Poi, chiaramente, invece, quando si compra qualcosa di già usato, ad esempio, io mi ricordo anni fa che una persona mi aveva chiesto quella casa che avrebbe preso com'era. Quella casa che avrebbe preso, avevo visto che c'erano dei morti, no? Infatti, poi mi è stato confermato che lì vicino, cioè lì vicino, attaccata all'entrata di casa, tempo prima era stato ucciso con un'auto, una persona, e poi l'autista era scappato. E quindi è chiaro che si sente, però è chiaro che le persone che poi ci vanno a abitare lì possono prendere delle contromisure. Sul discorso delle acque sottoterra non si può fare quasi praticamente niente. Se qualcuno vi promette che riesce a liberarvi del filo di rame e robe del genere, non si può fare niente. Cioè, si può fare qualcosa, ma l'ideale sarebbe vendere la casa al peggior nemico. No? Invece, nelle situazioni in cui si entra già e non ci sono nel sottosuolo falde, corsi d'acqua, insomma, smottamenti
particolari, allora lì si può intervenire con dei rituali propiziatori importanti. Voi conoscete ormai il De Gadda che sa fare queste cose in modo ineccepibile, ma anche il Marietto Veneziano non scherza, e si possono fare dei piccoli riti anche di pulizia a distanza, ma anche con solamente le pulizie da 100 euro si può cominciare a pulire la casa. Chiaro che sarebbe l'ideale e non andarci, no? Se si vede che la casa è nettamente infestata. Poi ci sono anche le memorie che lasciano gli inquilini prima, no? Ci sono persone che praticamente hanno comprato una casa per metterla a reddito e poi si sono resi conto che ogni volta che entrava un inquilino era un casino perché non voleva pagare. Ma il problema non erano gli inquilini che non volevano pagare, il problema è che molto probabilmente, no? Il primo inquilino ha lasciato delle memorie energetiche così nefaste, no, che tutte quelle che arrivavano dopo, karmicamente, erano e facevano quelle cose. Quindi le energie delle case sono molto importanti da valutare. Di solito si fa una consulenza, 20 euro, 45 minuti con il Tegaro Maretto Veneziano e si valuta, piuttosto che stare lì a comprare una casa e poi trovarsi dentro le geni. Poi ci sono anche casi in cui il vostro Maretto Veneziano ha riscontrato che c'erano dei geni. A me è capitato più di una volta di analizzare e vedevo proprio sulle scale, perché questi geni, c'è una qualità di gene che si mette sulle scale proprio per fare in modo che l'inquilino poi a un certo punto nella sua vita ci cada giù, no? Ci cada sotto, no? Sono dei geni tremendi, fatti anche da fatture, ci sono persone che io ho visitato, sono andato a controllare e ho proprio analizzato che su quella scala c'erano proprio posizionati dei geni tremendi. Questo perché? Perché molto probabilmente l'inquilino ha fatto una guerra e l'altro aveva un amico dell'amico dell'amico, gli ha piazzato un genio lì e quello non aspettava altro che attivarsi. Vi ricordo che questi geni possono aspettare anche 30-40 anni. Io ho conosciuto, ho visto una situazione che dopo 3 anni il genio è partito e ha fatto volare giù il figlio del terzo piano. Il figlio si è salvato, ma chiaramente è rimasto gravemente leso. Bene, questo è un piccolo excursus per parlarvi di queste situazioni. Vi ricordo poi che ultimamente il Marietto Veneziano ha iniziato a fare le live alle ore 18:30 sul suo canale YouTube, possono partecipare tutti in modo gratuito, dura 30 minuti di orologio e qui sopra vedete il numero, potete chiaramente fare questo numero per saltare la coda. Se qualcuno vuole su Telegram, però solo su Telegram, io ho qui il mio cellulare posizionato su Telegram, se qualcuno, perché ci sono alcune persone che si lamentano perché arrivano qualche minuto in ritardo e non riesco a rispondervi. Allora, voi sapete che avete due alternative: o fare una consulenza privata a 20 euro 45 minuti, pagabili tramite PayPal, oppure se non avete questa possibilità finanziaria, il vostro Marietto vi offre sempre la possibilità di iscrivervi, chiaramente scaricando Telegram, se non ce l'avete ancora, telefonare a questo numero e solamente in diretta il vostro Marietto Veneziano risponde in modo gratuito. Quindi se c'è una colonna di 6-7 persone che fanno le domande, se avete questa possibilità di comunicare via Telegram, il vostro Marietto è ben felice di rispondervi per darvi una mano, perché alcune persone che non hanno questa possibilità di 20 euro e vogliono assolutamente parlare con il vostro Marietto Veneziano, possono in questo spazio che Marietto Veneziano mette a vostra disposizione. Bene, io ho concluso. Se volete e non vi siete ancora iscritti al canale di Legada, basta che cercate il Legada su YouTube e vi iscrivete, perché lei alle 21:30 lunedì sera, mercoledì a 21 nel canale Marietto Veneziano e venerdì sera nel suo canale 21:30 risponde gratuitamente. Anche lei ha un preziario più o meno di 20 euro 45 minuti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!